Benvenuti, oggi è sabato 22 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:24. La luna sorge alle 21:23 e cala alle 5:29. Oggi si celebra San Tommaso Moro. Il nome Tommaso ha origine aramaica e significa gemello. Il 22 giugno è la giornata mondiale della foresta pluviale. Si tratta di una giornata mondiale dedicata a tutte le foreste pluviali del mondo, le quali sono in pericolo di estinzione a causa del disboscamento incontrollato da parte dell'uomo. Tali foreste sono fondamentali per la sopravvivenza della vita sulla Terra, per l'ossigeno che respiriamo e per l'acqua dolce che beviamo. È quindi un catalizzatore di consapevolezza per migliorare i comportamenti di milioni di persone. Sono 52 le candeline per Emanuele Filiberto di Savoia. Nipote dell'ultimo re d'Italia Umberto II, grazie a diverse partecipazioni in TV è diventato un volto noto sul piccolo schermo. Ha vinto l'edizione 2009 di Ballando con le Stelle e ha partecipato all'Isola dei Famosi e Notti sul ghiaccio. Festeggia 62 anni la cantante Jo Squillo, pseudonimo di Giovanna Maria Coletti. Dopo gli inizi con la musica punk rock come frontwoman delle Candegina Gang e la dance pop, è diventata simbolo del femminismo per il brano Siamo Donne, presentato nel 1991 al Festival di Sanremo in coppia con Sabrina Salerno. Infine, oggi compie 75 anni l'attrice americana Meryl Streep. Inizia la carriera col teatro, esibendosi sui palcoscenici di Broadway. Il debutto sul grande schermo arriva nel 1977. Candidata 21 volte al premio Oscar, si è portata a casa 3 statuette con i film Kramer contro Kramer, La scelta di Sophie e The Iron Lady. Si introduceva una moneta e si girava una manopola per selezionare un disco tra quelli esposti in una vetrina rettangolare. I primi fonografi a moneta, antesignani del jukebox moderno, furono messi in commercio il 22 giugno del 1927 dalla AMI, un'azienda già nota per la produzione di pianoforti a gettoni. Erano in legno e contenevano 12 dischi a 78 giri. Ma lo sapevate che le sabbie mobili si comportano da fluidi non newtoniani? Se rimanete intrappolati, non agitatevi, pensate da fisici e muovetevi lentamente. I liquidi non newtoniani a volte si comportano come liquidi, altre volte come solidi, a seconda di come ci si muove. Potete vedere un esempio simile mescolando acqua e amido di mais. Diventa solido se lo colpite con forza, ma liquido se lo toccate delicatamente. Provate a farlo a casa, è un esperimento divertente. Buon fine settimana ai 12. Oggi lo zodiaco si apre con una splendida luna piena in Capricorno, una luna che prima discuterà con Nettuno dei sogni e delle prospettive, ma che poi ci regalerà un momento di stabilità e di ragioni sentimentali tutti ad inseguire. Vediamo come. Ariete. Questa luna in Capricorno e in Venere in Cancro non sono proprio un toccasana. Prima crisi in amore con un nuovo amore, si risolverà, si affronterà. Per le coppie collaudate, forse i punti di vista e le diversità caratteriali oggi premono un po' di più. Toro, ottima e splendida questa luna per voi, una luna di trigono che vi dà tantissimo e che soprattutto attiva Marte e attiva anche i sentimenti. Un weekend che si conclude bene, dato che la settimana era iniziata un po' incerta, ma sicuramente oggi potrete festeggiare. Gemelli, la giornata di oggi prevede un Plutone e un Giove che vanno sempre più d'accordo, che vi stimolano assolutamente a pensare in grande, tutto nello zodiaco sempre pronto a darvi prospettive nuove. Vi sentite di nuovo coinvolti e in pista, forza, dateci dentro. Cancro, luna d'opposizione, mentre voi detenete il potere del Sole, di Venere e di Mercurio, la luna vi ricorda in che prospettiva volete indirizzare
questo grande potenziale. La prospettiva è l'amore, la prospettiva è la coppia, la prospettiva è dove stare e conquistare. Molti cancro decideranno di finire una parte della loro vita per iniziarne un'altra o di trasformare insieme al partner tutto intorno a voi. Leone, è una giornata che oggi vi lascia un po' in sordina rispetto al resto del planetario, proprio perché tutta una serie di movimenti, anche forse un po' caotici, intorno a voi potrebbero confondervi un po'. La vostra è una situazione di osservazione e di stasi momentanea, capirete quando sarà il momento di agire. Vergine, la giornata di oggi è una giornata splendida, visto che la luna piena in trigono vi dà di nuovo forza e vi permette di nuovo di vedervi forti, belli, capaci e sicuri. Il weekend è un weekend da festeggiare, perché anche per voi soluzioni e risoluzioni importanti. Ora si può procedere a cuor leggero verso una meta ambita e decisamente molto strutturata, anche in amore. E beh, ora potete dirlo, va meglio. Bilancia, la giornata di oggi prevede una luna piena di quadratura in Capricorno e con i pianeti in Cancro. Oggi forse dovreste rivedere tutta una serie di dinamiche che hanno a che fare con i vostri sentimenti, per decidere se è il caso di procedere in una direzione oppure in un'altra. Anche per quello che riguarda gli accordi patrimoniali e familiari, oggi sarete proprio ago della bilancia per decisioni importanti da prendere in gran consiglio. Scorpione, una luna a voi congeniale con i pianeti che vi danno forza. Dal trigono ben poco potrà Marte, che vi sta solo dicendo da adesso in poi che una passione la si deve pure inseguire con dolcezza e amorevolezza, ma ci penseranno la Luna e Venere e anche Mercurio e Sole ad addolcire la vostra comunicazione affettiva e la vostra proverbiale seduttività. Sagittario, la Luna oggi è piena davanti ai vostri occhi in seconda casa, si aprono prospettive nuove e finalmente la decisione oggi è presa. Bene, brindisi con gli amici, avete deciso per una strada escludendone altre. Questo è lo spirito giusto, andare lontano sarà da ora in poi il vostro obiettivo. Capricorno, siete i protagonisti della giornata con una luna piena che si compie esattamente nei vostri gradi, una luna di chiarezza affettiva, una luna che vuole farvi finalmente vedere che i vostri dubbi sono diventati infine certezze, che la costruzione serena di una storia sentimentale adesso è possibile. Per tutto il resto tutto scorre in maniera molto fortunata e piacevole per quello che riguarda la costruzione di progetti. Acquario, una luna che pone l'accento sulla vostra psiche, sulla vostra emotività. Vi state chiedendo forse se state reiterando un errore sentimentale del passato o se siete irrimediabilmente innamorati alla solita vecchia maniera, quella assoluta, quella che non ha limiti, quella che però vi rende unici e indimenticabili. Pesci, giornata splendida perché questa luna è a voi congeniale, piena in Capricorno, pronta a darvi certezze, a fare pace prima con Saturno e poi con Nettuno. Sia la realtà che i sogni adesso vanno d'accordo, e con i pianeti in trigono dal Cancro, beh, che dirvi, sarà uno splendido weekend d'amore. Cittadina vaticana e figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia, Emanuela Orlandi, 15 anni, viene vista l'ultima volta a Roma il pomeriggio del 22 giugno 1983. È stata a scuola di musica, dove segue le lezioni di canto, corale e pianoforte. All'uscita chiama a casa da un telefono pubblico per parlare con la madre, ma le risponde la sorella. Poi il buio. Di lei si perde ogni traccia. Inchieste giornalistiche e giudiziarie incrociatesi con altre vicende oscure legate ai rapporti tra Stato e Vaticano non sono riuscite a fare piena luce sulla sua sparizione. Le indagini sono ancora aperte su quello che rimane uno dei più grandi casi irrisolti della storia della Repubblica. Il proverbio inglese "Curiosity killed the cat", tradotto in italiano come "la curiosità uccise il gatto", ci ricorda che a volte è meglio evitare di intrometterci in questioni che non ci riguardano direttamente. In italiano abbiamo un proverbio simile che ha come protagonista ancora una volta un gatto. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Questa espressione indica che chiunque compia un'azione che cerca di tenere nascosta, alla fine rischia di lasciare tracce evidenti.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Ha contribuito alla creazione del dizionario di lingua inglese, uno dei più importanti al mondo. Stiamo parlando di William Chester Minor. Nonostante il suo lavoro impeccabile per oltre 20 anni, nessuno l'aveva mai incontrato di persona. Tutti lo immaginavano come un colto medico appassionato di libri. In realtà era internato in un ospedale psichiatrico. Minor soffriva di schizofrenia e aveva commesso un omicidio molti anni prima. Questa incredibile storia è stata raccontata nel film Il professore e il pazzo del 2019, con Sean Penn e Mel Gibson nei ruoli principali. Ci salutiamo con la frase del giorno. Quando ti trovi d'accordo con la maggioranza è il momento di fermarti e riflettere. Quindi fermatevi con noi anche domani per continuare a scoprire delle nuove curiosità ed iniziare al meglio la giornata. Ci vediamo domani per una nuova puntata.